Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, un bel massaggino, e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del tuo primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Tutti a casa, dai! Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà quel che sarà, che sarà. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca che cibo più non tocca. È sempre questa storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria. Tutti con me, insieme ragazzi. Gloria, manchi tu nell'aria, Gloria, manchi come sale, Gloria, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, oh oh, t'aspetto Gloria. Vorrei sentirli tutti a casa. Gloria,
gloria. Al pianoforte Enzo Alasino, alla chitarra Luciano Bianchini, ciao. Voci, coro e simpatia Amedeo Grillo. Buonasera. Gloria, perché accende il giorno e invece di dormire con la memoria torna a un tuffo nei papaveri in una terra libera per chi respira nebbia, per chi respira rabbia. Vai Medeo! Per me che senza gloria, contenuta sul divano, faccio stelle di cartone pensando a gloria. Gloria, manchi tu nell'aria. Gloria. Buonasera, benvenuti. È troppo lunga questa canzone, ho tante cose da dire ai nostri amici a casa. E quindi è sempre uguale, gloria, manchi tu nell'aria. Poi oggi è mercoledì, quindi... che tempo di gloria. Cos'è? Scusa Enzo? Tempo di gloria. Tempo di gloria. Vabbè, l'abbiamo cantata anche perché era una richiesta del nostro amico Renato. Amici, benvenuti in Casa Peretti, 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, qui in diretta televisiva sul canale 13, come dico sempre, il canal Pibel Caie. Facciamo un applauso a Fabrizio in regia, che questa sera tocca a lui tirare un po' i fili, ma prima di andare avanti con la musica, prima di andare a leggere tutti i vostri messaggi, perché sono convinto che questa sera ne arriveranno non tanti ma molti di più, fatemi ringraziare questi amici che ho alle spalle, partendo proprio, come ho detto prima, dal il mio super papà adottivo musicalmente, Enzo Alasino. Ciao, benvenuto. Ciao, tutto bene? Sì, abbastanza. Diciamo che ieri abbiamo fatto una serata impegnativa sotto dal punto di vista musicale. Questa sera la voce ne ha un po' patito le conseguenze. Ciao Luciano, ciao a tutti. Ciao Amedeo. Ciao, buonasera. Benvenuti. L'altro giorno abbiamo detto che ci sarebbero stati soltanto Luciano. Dimmi. No, ho capito, cioè tu ieri sera hai cantato, quindi oggi ti è andata via la voce. Un pochettino, sì, pochettino. Ho sforzato tanto, eravamo in piazza, ma c'eri anche tu, non è che... Infatti mi ricordo che da mezzanotte in avanti... Cosa è successo? Ha cominciato a fare qualcosa anche lui. Sto bene qualcosa di particolare. No, vabbè, adesso, ok. adesso Vabbè. abbiamo fatto festa, cioè abbiamo suonato, ok. abbiamo fatto il concerto e poi con la Proloquio di Bibbiana, che salutiamo, vi vogliamo bene, abbiamo bevuto quei 7-8 mojito a testa che fanno bene. Sono arrivato a casa, non sapevo più se avevo parcheggiato o dove avevo parcheggiato, però Ragazzi. non importa, la vita è bella anche per questo, amici, bisogna lavorare, bisogna esibirsi, bisogna creare emozioni, cantare, ma bisogna anche divertirsi. Ma non sennò bisogna cos'è? bere. Chi l'ha detto? Che non bisogna bere, non è vero. Uno. Salutiamo tutti i baristi all'ascolto che fanno fatturato col mojito e non possono dare, cioè. Vabbè. Ragazzi, però volevo dirvi una cosa prima che Enzo mi mettesse la manina sulla spalla, anzi questa, che dovevamo essere noi tre. Poi Luciano Bianchini oggi, vista la giornata, è partito a Torino, mi fa: vengo a farmi un tuffetto in piscina. Faccio: ma vieni Luciano, è il suo problema. E allora ho pensato, io una chitarra ce l'ho, non sarà la sua rossa, ok? Un cavo ce l'avevo. Abbiamo improvvisato così una scaletta su due piedi alle ore 18, però mi fa molto piacere che sei qua. Grazie Luciano. Andiamo avanti con la musica, ragazzi, proprio con le loro richieste, perché è arrivata l'altro ieri un pezzo che devo dedicare a Susanna di Varallo Sesia e il brano è L'emozione non ha voce. Ma la facciamo così: pianoforte, voce, chitarra, cori. Ma cori non solo i nostri, fatevi sentire, va bene? Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia, sai, mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono.
onesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. È andata via la connessione. Aspetta, visto che siamo dal vivo la riprendiamo proprio di lì. Tra le mie braccia. Da quello? Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai fino a quando lo vorrai. Noi vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tutti tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Quando ho due maestri così a fianco, anche se non proviamo i finali, ripartiamo, è bello così. Ragazzi, questo è la veridicità di Casa Peretti. Bisogna ringraziare. No, aspetta, come direbbe la zia Marta, la veridicità. Sta zia Marta. Comunque sei capito. Zia Marta sta bene, dovrebbe essere qua Ma anche lei si in butta settimana. in piscina ogni tanto? Cosa? Anche lei si butta in piscina? Sì, lei, Con i figurati. mutandoni di anni 20. Abbiamo visto un video l'altro giorno. Ok. Adesso Vabbè. però, prima di andare a eseguire il prossimo brano, voglio parlarvi di ciò che succederà sabato. Infatti il nostro Fabrizio in regia ha una diapositiva, si dice ancora in televisione, manda la diapositiva di ciò che succederà sabato, che mi trova protagonista al Caffè Saluzzo di Pinerolo durante la Notte Bianca, insieme a Valentina, insieme ad Alessia. Andremo a ripercorrere le più belle canzoni della musica italiana e si mangia benissimo, paella con sangria, vino, special guest. Mi hanno scritto special guest, adesso così me la posso anche tirare un pochettino. Comunque non ci sarò soltanto io, ci sarà anche Alessia, ci sarà Valentina e sarà una grande serata. Prenotate il vostro posto perché sotto c'è una bella cena sotto le stelle, via Saluzzo, Pinerolo, poi Pinerolo è bellissima. Quindi vi aspetto tutti amici, ci sono ancora non tanti posti, anzi ce n'è veramente pochi, però non si sa mai. Provate, c'è il numero, telefonate, altrimenti cercate sui social che c'è la stessa diapositiva che abbiamo mandato adesso in onda in TV. Aspetta, cosa mi hai scritto? Va bene Fabrizio, quando vuoi. Adesso ragazzi, sì dai, c'è ancora tempo per un brano. E visto che il primo tempo lo stiamo facendo così, molto live, io leggo in scaletta un a chi. Siete pronti? Sì. Facciamo vibrare le casse alle televisioni dei nostri amici a casa, questo popolo di Casa Peretti, con un brano straordinario. Fausto Leali, a chi? Per voi. Sorriderò se non a te, a chi, se tu non sei più qui.
ormai è finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi miei. A chi io parlerò se non a te? A chi racconterò tutti i sogni miei? Lo sai, hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa, io ti aspetterò. Lo sai, m'hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa, io ti Amedeo. Grande Enzo, grande maestro, grande Bravissimi, maestro. bravo. Oh, che soddisfazione avervi qua, ragazzi. Pubblicità, poi un secondo tempo, un terzo da non perdere. Assolutamente. Ok? Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti che inizia proprio con una vostra richiesta. Con tanto di dedica per Silvia di Montalciata arriva un brano di Luca Carboni, Mare Mare. Grazie per averlo richiesto, Silvia. Buona serata anche a te. Eccola qui. Luciano Bianchini alla voce. Io me ne vado. Luciano. Olè. Ho comprato anche la moto, usata ma tenuta bene. Ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia. Ora tengo il ritmo, prendo un caffè. Lo so, questa notte ti troverò. E son partito da Bologna con le luci della sera. E forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Ale, questa notte mi porta via. Ole, questa vita mi porta via. Mi porta al mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo, mare, 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 ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro il cuore, sì, e che ogni tanto li fa sentire l'onda, mare, mare, mare.
sai che ognuno ha i suoi sogni da inseguire, sì, per stare a galla e non affondare, no, no, no. Mi piace questa versione di Bianchini rock. Proprio si sente, la sente la canzone. Bravo Lucianino, vamos! Ma son finito qui sul molo a parlare all'infinito e le ragazze che schignazzano e mi fan sentire solo. Sì, ma cosa son venuto a fare? E ho già un sonno da morire. Vabbè, cameriere un altro caffè. Per piacere, Ale, tengo il ritmo e ballo con me. Mare, 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu? E no, non voglio restarci più, no, no, no. Mare, 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu? E no, non voglio restarci più, no, no, no. Mare, 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 avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle del mare, 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 mare. E poi lo so che torno sempre a naufragare qui. Luciano Bianchini, grande richiesta, mare mare. Bravo, bravo Lucianino. Adesso, prima vi abbiamo raccontato cosa succederà sabato in Pinerolo dove saremo protagonisti, ma adesso vi raccontiamo ciò che succede qui, Enzino, qui domani, perché domani giovedì. d'accordo, non si suona, non suoniamo e non cantiamo, ma credo che riusciamo a far divertire, ma proprio tanto, i nostri amici a casa. Quindi non perdetevi la puntata di domani, ve ne mostriamo proprio pochi secondi, un assaggino, perché ciò che abbiamo fatto io e la zia Marta domenica a Bibbiana, posso dirvelo proprio con tutto il cuore, fa ridere. Cioè, passate un'ora sorridendo e cosa c'è di più bello? Ok, non si canta ma si ride. Vai Fabrizio! Lo fanno poi vedere il filmato? No, lo teniamo così negli archivi. Sì, sì, ma pensavo che... Giovedì Ah, alle ore 20 sul 13. Se lo scriva. sì, sì. Se ha un pennarello glielo scrivo qua sul vetro. No, ma me lo scrivo. Moglie. Giovedì 13. Giovedì no, giovedì sul 13, canale 13. Sì, sì, ma Alle ore, questo qui giovedì? questo giovedì, alle ore 20. Ah, Giovedì 14. sì, sì. Ok? Va Grazie. Comunque non solo si ride, cioè si vedono anche macchine, Enzo, d'epoca bellissime, vespe d'epoca straordinarie, posti stupendi, siamo andati Calabroni, a finire. no? No, no, vespe, quelle lì, vespe. Bello andare in giro con le mani scusa, sotto i vespe, piedi. insomma. Dov'eri esattamente domenica? Ero allora a Bibbiana, E poi? poi ci siamo spostati a Ecco. Montoso. Esatto, un amico di Montoso smetto di salutarti. Molto bene, salutamelo, chi è? E ti dico che si chiama Mauro. Ciao Ok. Mauro, lo Ciao, salutiamo in Mauro. diretta televisiva. Ciao Ok. Mauro, grazie. Adesso andiamo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati fin qui. Forza Fabrizio, eccoli. Un saluto da Enrico di Riva Rossa, un saluto a tutti quelli che si chiamano come me, buon onomastico. Oggi è Sant'Enrico ragazzi? Neanche uno di voi tre che mi ha fatto gli auguri, auguri! Ciao Enrico, ieri ci siete mancati. Manda un saluto a mia moglie Michela e io sono al lavoro. Ciao, grazie da Gianni da Torino. Ciao! Ciao Gianni. Ciao Michela, buon Ciao. lavoro Gianni. Viva i Fantastici 4, i Fat Four. Grazie Tino, grazie Betta. Sempre pronti per ascoltare e vedere gli amici di Casa Peretti con la loro meravigliosa musica. Un forte abbraccio Dani, grazie Dani, Ciao, Dani. grazie. Ciao, Grazie, ciao. Dani. Ma che non si perde una puntata da Dani, ma anche Tino e Betta, ma che orgoglio. 13 luglio, buon onomastico Enrica, augurissimi Vabbè, da dai. Nadia da Luserna. Grazie Nadia. Auguri.
Auguri di buon onomastico Enrico da Enrico. Enrico, saluta Enrico che augura buon onomastico a Enrico. Che poi, anche a te. che poi santo Enrico, io santo proprio, ragazzi. Vai Medeo, tu. Ciao Medeo, sono Nicole. Vai alla grande. Grazie Nicole. Bravo, Ciao, Medeo. Nicole. Ciao Nicole. Nicole o Nicole? Nicole. Grandi ragazzi, buonasera da Alfonsina e Germano. Ciao ragazzi, grazie. Grazie. Loro proprio dalla prima ci seguono, dalla prima puntata. Un abbraccio al grande Luciano Giuni, grazie Giuni, ciao. Giuli! Ancora tanti complimenti per la bella serata di ieri a Bibiana da parte di Sofia. Grazie Sofia, grazie. È stato un bel concerto ieri, poi tutti sul palco, mancava solo Bianchini, la prossima volta viene che Bianchini. Bravissimi da Maddalena, grazie Maddalena. Grazie Maddalena e salutiamo tutte quelle che si chiamano Maddalena, è un po' che non lo dico. Ciao Medeo, sono Rosalia, sei bravissimo! Grazie. Rosalia? Rosalia. Ma che belli che siete! Viva la quota azzurra di Casa Peretti! Un abbraccio, grazie dei Total Black. Ciao ragazzi, grazie, buona serata. Ciao. Lunedì ho fatto con le donne, oggi si fa con i maschietti, no? Buonasera da Napoli, i miei complimenti, siete bravissimi. Un bacio ad Amedeo da Valentina. Grazie Ciao, Vale. Valentina, ci mandi qualche foto di Napoli, cioè apri la finestra, qualsiasi cosa vedi fai la foto e ce la mandi al 348 80 40 254, potrei ascoltare con te, partirò, per favore, lo chiede Roberto. Beh, questa sera la vedo un po' difficile perché è un brano molto complicato, ma magari venerdì cosa ne dici Bianchini? Magari sì. Ma se non ci sei venerdì, cioè... È vero che non ci sono. è Il vero. vostro programma ci tiene tanta Vero, compagnia. vero. Bravi. Patti 60, cioè Amedeo venerdì che non può, Luciano una serata. Ciao Enrico, stasera i big di Casa Peretti. Buonasera maestro. Bellissima la chitarra acustica. Buona serata da Max 76. Ciao, Max, è grazie. mia, è mia, Grazie. l'ho comprata io come tanti strumenti che ho comprato nella vita. Vado a scuola un mese e poi lascio lì. Buona serata da Antonella, vorrei ascoltare il brano di Andrea Fabri, Diventerò il tuo uomo. È nuovo ed è bellissimo, grazie mille. Non lo conosco. Dacci soltanto il tempo di impararlo e cercare se troviamo la base o altrimenti farlo dal vivo. Dacci un po' di tempo e arriverà. Ciao Enrico, auguri di buon onomastico. Oggi Sant'Enrico, un abbraccione anche ai tuoi ospiti speciali da Gabri Grugliasco. Mitico Enrico, la tua canzone. Grazie. Gabri, grazie. Sono Paola da Torino. Dedico Salà perché ti amo dei ricchi e poveri a Livio con tanto amore. Ciao ragazzi. E noi la dedichiamo anche noi con tutto il cuore a Livio, ma l'abbiamo fatta soltanto l'altro ieri. Appunto. Ciao ragazzi, che quartetto, siete sempre i migliori. Ciao da Marisa da Asti, grazie. Ciao, grazie. Ciao bello, Marisa. Ciao ragazzi, noi non vi scriviamo spesso, ma vi seguiamo ogni sera perché siete grandi e poi siamo grandi fans del maestro Luciano. Eccolo qua. Un abbraccio da Marisa e Marco, nonni di Flaminia. Eccoli. Grazie. Grazie. Buonasera Marco, buonasera Marisa. Complimenti a tutti per ieri sera. A dopo, punto. Ciro, Il nostro Ciro virgola. Fabri. Ciao, Ciro. Il nostro Cirasperi. Ottimo inizio, ballato anche col mal di schiena da Enrica. Brava. È una terapia comunque, dai. Ma certo, fa bene. Ciao Amedeo, sei un grande. Saluti da Anna, da Napoli. Grazie. Ma io voglio le foto di Napoli, mandateci un po' di foto di Napoli che a me manca così tanto. Ciao Amedeo, complimenti, un abbraccio. Antonietta, da Napoli. È una pizza, no? No, pizza no, però 2 foto magari sì. Ciao Antonietta, grazie Amedeo, sei bravissimo, il top. Un bacio da Carmen, da Napoli. Bello, mi piace questa cosa però, mi piace tantissimo. Ciao Enrico, buon inizio di canzoni. Io chiedo sempre ad Amedeo la canzone di Gianni Celesti, Io ti vorrei. Grazie Enrico, buona continuazione con la musica migliore. Cataldo a Torino, guarda, l'abbiamo fatta oggi pomeriggio nelle prove. C'era ancora qualche cosina da rivedere, ma te la mettiamo in programma la prossima settimana. Ciao ragazzi, bello rivedervi e ascoltarvi. Un saluto e un abbraccio a tutti. Tati, da Napoli. No, scherzo. Tati non è da Napoli. Saluti dal Messico per tutti. Maria Letizia, Andrea. Maria Grazie Letizia da di Maria. vicino, grazie dal Messico, che bello. Che bello il Messico. Grazie per la dedica e bravi per la canzone, siete proprio bravi, sai. Grazie Silvietta, Grazie, da Silvia. Mottalciata. Dov'è Mottalciata? Provincia di Regia, Mottalciata dov'è? Provincia di ci aiuti? Ciao ragazzi, un saluto da Clara, Viaggio e la piccola Anna che ha una settimana, benvenuta. Benvenuta in questo mondo così bello, così strano, però benvenuta. Ci fate tanta compagnia. Ciao da Elena. Ciao, Grazie Elena. Grazie.
Ciao Enrico, buon onomastico. Ieri mi siete mancati. Un abbraccio, Tiziana da Torino. Oh, ma potevi venire, Tiziana, venivi a Bibiana, eravamo tutti lì, tutti pronti sul palco, abbiamo cantato per un'ora e mezza Ma una che bene canzone come più bella clima. dell'altra, si stava benissimo. Arietta. Ragazzi, abbiamo ancora tempo per un brano. Andiamo un po' a vedere qua cosa abbiamo in scaletta. La rischiamo? La rischiamo? Lo so, Rischiamo. è una giochiamo. richiesta arrivata l'altra settimana. L'ho provata nel weekend e ho detto, però poi è arrivato Medeo, c'è lui, due grandi voci, perché una miniera dei New Trolls tocca delle tonalità proibitive, molto proibitive, però se non la faccio stasera, quando la faccio, ok? Vedi, a forza star con Amedeo, avete notato? Se la faccio stasera, quando la faccio? Dimmi che, scusami, ci stanno seguendo da Napoli. Io ho detto la faccio e basta, non la faccio stasera. Non la faccio, sì, dai. Volevo fare un po' di Ok. accento, Allora, un omaggio, un vabbè, omaggio. Te la faccio stasera, va bene? Oh. Mo la facciamo. La facim. Alla grande. Salutiamo Che possino. tutti quelli che ci Una stanno miniera, ascoltando da New tutta Trolls. Italia. Eccoli qua. Le case, le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, ma io non lo vedevo mai. Laggiù era buio, nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava. Le mani, la fronte, hanno il sudore di chi muore. Gli occhi nel cuore, c'è un vuoto grande più del mare. Ritorno alla mente il viso caro di chi spera in questa sera come tante in un ritorno. Tu, quando tornerò, eri felice di rivedere le mie mani nere di fumo, bianche d'amore. L'alba pionerà mentre il paese si risveglia, un sordo fragore ferma il respiro di chi è fuori, paura, terrore sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno.
Dedicatissima questa, eh? Pubblicità. Te capì? Sti tre qua dietro? Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi, io sfioravo i tuoi capelli, io, e fermarci a giocare e poi chiudere gli occhi, non pensare più, senti il freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle, poi correre felici a perdifiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io e baciarti le labbra, poi scoprirti più bella, sai mi piaci di più e mi piaci di più, forse sei l'amore. Dai a casa con noi tutti! E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. E tu, Baglioni, pensa quanta gente ha fatto accoppiare sta canzone, cioè mettere insieme, innamorare. E per gioco noi siamo caduti coi vestiti in mare, ed un bacio, un altro e un altro ancora, da non poterti dire che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io e ti tenevo stretta io coi vestiti inzuppati, puoi fermarci stupiti, ho bisogno di te, dammi un po' d'amore. Adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro al cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. 348 80 40 254 è il numero per questi ultimi 9 minuti. Mandateci gli ultimi messaggi, ma proprio gli ultimi, avete ancora tempo. Un brano
Poi andiamo a leggere. Nel frattempo sono arrivate anche delle foto di Napoli, bene, molto belle, grazie. E devo dirvi che Montalciata è in provincia di Biella. Mi ha scritto la regia. Io chatto. Tu chatti? Lei chatta. E noi Sto pensando che chattiamo. È la Biella provincia, la Biella. Come? No, dico Biella, cioè Biella. Quante volte hai già suonato a Biella? Parecchi a Graglia, a Europa, tutte in provincia di Biella. Perché ricordatevelo amici, questo lo dico sempre, Dio è ovunque, ma Enzo ci ha già suonato 3 volte. Quindi Cosa? No, È vero. Di Graglia, È la battuta veramente. di Fiorello. Ok, ragazzi, Metro. adesso andiamo a cantare Fiore di Maggio, altra richiesta alla voce Luciano Bianchini. Poi un gran finale, Luciano, Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore. E ti ricordi, c'era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria, e pensavo che su quella sala forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, ci hai provato e piano sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano ti ha posata sullo scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio e c'era caldo, noi sulla spiaggia vuota ad aspettare, e tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano e stammi vicino e tienimi la mano. E ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato piano e sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano ti ha posata su uno scoglio ed eri tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore. E adesso andiamo a leggere gli ultimi messaggi per questo mercoledì sera. Vai Fabrizio, grazie. Eccoli qui. Eccoli che arrivano, uno dopo l'altro. Eccoli, partiamo di solito dal primo. Tanto dopo l'uno, E questo, Eccola lì. Calla, Napoli!
Ma guarda Napoli e poi muori, Napoli a colori, gente, cielo e mare, con in mano il cuore. Comunque Enrico, quando non ci siete mancate, quando andate in vacanza dovreste fare un best of con tutti i momenti divertenti e canzoni di Casa Peretti. Buona idea. Ma vi Bellissima, lasciamo un po', Buona idea. vi lasciamo disintossicare da Casa Peretti e poi torniamo a settembre, dai, ok? Bravissimi Amedeo e Luciano, emozionante esecuzione, lo dicono Beppe e Lore, grazie Beppe, Grazie, Lore, grazie. grazie. Bravissimi. Ciao Enrico, questa sera a Casa Peretti un boom di voce e strumenti favolosi. Un abbraccio grandissimo a tutti, regia compresa dalla Family Fava. Grazie. I Fava, ciao Fava, grazie. Complimenti per l'arredamento. Viva Napoli! Viva Napoli! Guarda là dietro che meraviglia, guarda là dietro. Tanta bellezza da Napoli. Sì, guarda là dietro che meraviglia, guarda davanti che belle, che belle, che belle. Tanta bellezza. Calma, Enrico, calma. Cosa? Ma sono calmissimo, è che qua fa Cristian, una caldo. camomilla questo qua. No, il problema ragazzi è che qua fa caldo e poi vedi ste cose. Grazie mille per una miniera, grande regalo. Domani compio ben 40 anni. Un grazie a dei maestri amici, vero, come Enzo, Amedeo e Luciano. Un abbraccio Enrico da parte del nostro Cristian. Grazie Cristian, grazie, ti vogliamo bene. Auguri. È un po' che non lo vedo. Bravi tutti. Mi farai appena puoi Caruso di Lucio Dalla, Merida, sicuramente, Casale Monferrato, ma perché no? Già venerdì. Noi non andiamo in onda domani perché c'è lo speciale su Bibbiana, ma venerdì arriverà anche Caruso. Ciao a tutti da Livio e Valentita, siete stupendi. Kiss, grazie. E poi finiscono i messaggi per questa sera, ma voglio ancora, visto che mancano circa 3 minuti, finire. Abbiamo cantato E tu di Baglioni, però c'è un altro brano di Baglioni che io adoro, è questo piccolo grande amore, così improvvisata sul finale. Come va? Va. Quella sua maglietta fina, tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. È quell'aria da bambina che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto. E chiare sere d'estate, mare, giochi le fatte, la paura e la voglia di essere solo, un bacio a labbra salate, un fuoco quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo laggiù, ti amo davvero. E lei che mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto. Ed io non lo so quando è che ho pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che è finita questa puntata, diamo l'appuntamento a domani con lo speciale Bibbiana, venerdì con un'altra grande puntata di Casa Peretti. Se volete rivedere questa alle 23:30. Pianoforte Enzo Alasino, chitarra Luciano Bianchini, voce Amedeo Grillo. Grazie di cuore a tutti voi e viva Napoli sempre. Grazie, buonasera a tutti, ciao! Ciao!